Salute e benvenuti alla nostra Vabriguccia. Oggi un nostro tema mi rallegra perché chi mi piace assai. A Castagna si sparterà in 3 ateli: teatro, canto e arte plastiche. E su piacere sparteremo questi deli che ci vanno di scuola da va. Allora, zide Luci, qual è chi voleva un teatro? Tu? Yeah. Allora andate, correte subito che siete aspettati. E un canto che fanno, quello che vuole andare? Andate, correte. E l'arte plastica com'è? Correte, zide, allora che ora? Ecco, ora sì che possiamo aprire le porte della nostra Vabriguccia. Saluto, be. Salute! E saluto, zide. Mi presenti questi zide che ci vanno a scuola da va? Allora, oggi per improvvisare con me abbiamo il nostro amico Andrea. Dopo abbiamo a Clara. Abbiamo di nuovo Luca. E per compie abbiamo a Serena. Oh beh, mentre tu presentavi questi idee, mi domandavo di mettere un tema di castagna, ma come puoi improvvisare teatro a parte di una castagna? Non te ne va, Francine, che a noi ci piacciono le sfide. E poi abbiamo anche la nostra scatoletta con le nostre parole che ci aiuteranno di sicuro. Ah, penso Allez, sì. pia pure una parola. Ah, Farina. Yeah, qui castagna femo farina pisticina. Di vera. e poi? Uratać in 12 canui castagne. Ah, di vera che dopo la raccolta che dura circa un mese, e beh, ce la fa siccare i castagni non tu radaggio. Bella sicura. E poi? Giornalista. Un giornalista, ma non capisco mica, c'è altre parole. Ah, Ci sono altre- ne ferma una. Ah. Mischia tutto. A me di questa qui che mi disturba un po' la parola. Ma forse che io vado ad aprire Waulu e scoprire i costumi, mi può alliere, no? Ah, è sicura? Oh, sì, ci diamo i nostri costumi. Andiamo a piare i costumi. Apriamo qui, te, tu puoi mettere qui, qual è che ha da mettere savaretta così? Tu? Allora, metti di qui. Su chi c'è qui? Ah, l'affare è via forma. Allora, spiegatemi appena ciò che Bobo e va. Rami? Chi si basta? Una questa e un microfono, una giornalista. Te, una giornalista che fa un riporto non tu terreno. Yeah? E tu chi fai? Allora, io faccio la presentatrice in studio, quella bionda bellissima. Ah, e ti propongo anche di mettere di sagrada, da te, così hai appena di colore. E E poi, voi? chi fa di voi? Podemos fare quel che si faccia non interroga. Da un giornalista. Allora, vedi che l'affare è piano forma e sono contenta perché chi mi mandava in due andava, muoia. Così devi lasciare a con Pedro e volta a trovare bocca a trovare Fanu. A dopo. A dopo. Saluto a tutti. Saluto Fanu. Va bene? Vabbè, tu. Yeah. Allora, vengo di lasciare a Pedro e usatelo non ta castagna e vuole sapere ciò che hai scelto tu oggi. Allora, prima di presentarti la canzone, tu vuoi presentarmi i nostri idee? Ah, hai ragione, fai Ah? così. Allora, cominciamo con Allora, abbiamo Lesia, Yannick, Olivia e Gabriele Anto. buona presentazione levate. Yeah. Chi cantiamo? Allora, quando hai parlato di Udema e Castagna, a me mi veniva in mente una magnifica canzone di un gruppo da Vagna che si chiama Un Castagno Innamorato. È stata registrata non Tauisco Blues di Paese nel 1990. Ah, una bella canzone. Mi Ma- piace questa canzone a voi? Yeah. È bella, eh? Yeah. La conosci tu? Penuccia. Se tu vuoi ti canto. E così Eh? scopro anche io, Allì. Oh così bella donna venuta a riposare nuda sotto le fronde e l'ombra bagna era dolce a carezzare e sentesa rinfresca Fu così. Continuiamo a cantare. Allora, sa giocare due, sa storia, e Gerardo conta che di un castagno che casca di un innamorato, di una zidella che veniva a posare. Yeah.
sono innamorati. Allora, sai, ti aiuta a lasciare lavorare qui due zideli, aiuta a passare accanto i miei zideli dell'arte plastica mi aspettano e forse che anche non da di giù là perché c'è un pezzo che li mi aspettano. Lavorate bene, zideli. A dopo, Francine. A dopo. Saluto, zideli. Salute! Scusate, mi sono piantata troppo a Pedro e Fanu e poi ho passato un po' di tempo con Nello. Allora, prima di cominciare il nostro atelier d'arte plastica, vi presento, abbiamo Giulia, Megan, Julian e Maxime. Allora, zideli, sapete già che li cantano accanto? Che canzone cantano? O Gastagno innamorato. Allora, sapete perché? Perché chi odia a Fabriguccia sistema in giro all'emozione. Su Castagno che risente un'emozione passa giù a notte che ben apposa sotteso fronde. E odia, ha deciso di farvi lavorare nelle maschere dell'emozione e vi propongo di andare nella telu di Uva Blab per vedere come le sono state fabbricate. Siamo in agitadera di Gorti e andiamo a Uva Blab. Oggi abbiamo da vedere come si facciano e maschere. Ci tocca prima scegliere forme in internet. Ci la lavorare su misure in un lugiziale e poi fa l'importazione in un lugiziale di vettorizzazione. Una volta la programmazione fatta, c'ho la piazza uso foglio di vetrina e lampa ad aiatrice laser. Ecco che le nostre maschere pigliano forma. Ci tocca staccare le forme di ovorio che sono state tagliate. Ecco qui così belle maschere. Ecco, sappiamo tutto, non tasse maschere, ora possiamo cominciare a lavorare. Allora, vi propongo due forme. C'è quello umijo e quella dondola. Allora, che hai scelto, Giulia? Un mijo. Ma perché hai scelto umijo? Ti piace? Yeah. E tu, Maxime, che hai scelto? A forma tondola. A forma dondola, perché? Perché questa forma mi piace assai. Tondola come i nostri gabbi. Allora, cominciamo su lavoro. Guardate che davanti avete tutte le forme messe a disposizione. Allora, cominciamo. Potete mettere dunque le vostre forme così a piano, cioè un piedotto. Allora, guardate, ce ne sono parecchie, ce ne sono di tutti i colori. Ed è veramente a scelta e di che fa una bella maschera. La maschera dell'emozione. Allora, scegliete le vostre forme, idee. Cominciate. Allez, Giulia, pia le forme. Ci sono di forme sfarranti, sono fatte di vinile e sono tutte a vostra disposizione. Ah, tu hai già cominciato, l'hai messo una occa e poi che può essere? Un osso. un bell'osso. Allora, Giulia, chi piglia allora? Ah, l'hai già fatto l'occhio. E Giulia, allora continuiamo. Ecco, gli faccio una occa, vedi? Ah, e poi i mustacci, perché chi tu hai i mustacci di noi? Allez, mettete le forme. Sentite? Quelli di la tele ideato. A nostra giornalista andiamo a fare spia. Mostrami come tu faresti tu a presentatrice. Vai burro. Corsigazera a Bonazir, Staman e giunto. Pat e Ciran all'aeroporto di Campo dell'Ore. E bobo, non ci scordiamo di un nostro tema, Ribiabur. Corsigazera a Bonazir, Staman e giunto. E Ciran all'aeroporto di Campo dell'Ore. Boh, zideo, scambiamo un nome così non ci mica sorte, Ribiabur. Corsigazera a Bonazir, Staman e giunto. Patrick Sébastien all'aeroporto di Campo dell'Ore. Che è meglio. Allez, a nostra giornalista che fa un riborto non t'auderemo. Vai burro.
Salude, siamo in diretto di un paese di Miscatut, un paese di Agastagna. Bravo, bravo, ti posso mostrare. Salute, siamo in diretto di un paese di Miscadut, un paese di Agastagna. Vai burro. Salude, siamo in diretto di un paese di Miscatut, un paese di Agastagna. E poi i produttori di Castagna, mostratemi un po' l'accento che abbiamo lavorato. Per favore, ci vuole castagna buona. Per favore, ci vuole la castagna buona. Per favore, ci vuole castagna buona. Buona e... inzuccherata. Buona e inzuccherata, ciolle. Buona inzuccherata, ciole. Allez, ribiamo appena, giornalista non t'ho udere. Salute, siamo in diretto di un paese di Miscadut, un paese di Agastagna. Salute, siamo in diretto di un paese di Miscatut, un paese di Agastagna. Bravissima, bravissima. Allora, ed hai visto che ci sono parecchie forme ancora? Allora, andiamo una brua. Aiuta a domandare, che forma è che, Maxime? Triangolo. Un triangolo. E poi, che è la forma di uru? Tondula. Uru dondo. Mi puoi dire appena che colore? Che colore è qui, ancora? Ah, allora, abbiamo questo colore. Che colore è qui? Un rosolo. Un rosolo, bravo. Ah, guarda, quindi Giulian, ne hai messo anche un giralloccio, eh? Allora, che c'è torna quella? Ah, guardate qui accanto. De Megane, che colore è qui? Verde. Ditemi appena, che emozione conoscete? A gioia. A gioia? Mi puoi sapere come la si fa a gioia? Guarda me. Guarda gli amici. E poi chi conoscete da come emozione? Giulia, chi conosce? A paura. A paura? Come si fa a paura? Guardate come la paura. Allora. Accanto mi barano belli gioiosi. Sentite cantare. State attenti. Venite. Bene. Ascolta. La l'ombra bagna e la dolce carezza e sentesa rinfresca. Bravo Zideli. Allora va, che ne sappiamo più non la nostra prima strofa e abbiamo propongo di scoprire l'astra. Siete d'accordo? Yeah. Allora, io faccio le frasi e voi cantate, vabbè? Yeah. Fu così che l'amore entrò. A voi. Fu così che l'amore entrò. Il mio succio. A voi. Il mio succio Di boero castagno. di Boru Castagnò E perdi la sua maestà. la sua maestà. La geliduti. La geliduci Si sono messa a ciuciula. si son messi a ciucciula. Ci cantiamo ça, no? Yeah. Allez. 3, 4. Se l'on passe à la Alma, Rio Liuvanore e ben bestudo mi druera. Allora, a gioia, come accanto, c'è una bella gioia. Ah, ma è un'altra emozione. Quale che ne conosce un'altra? Megane, tu ne conosci? A tristezza. A tristezza. E come si fa a tristezza, non t'ho visto? Oh, così triste. Sei mica triste di seguire a Breguccia, di ma pena. E no, sono contenta. Ah, e io sono contenta di dire questa. Allora, dunque, Giulia ha avuto paura, abbiamo visto la tristezza. E a golera. A collera, come vai quando tu sei in collera? Guardate così a Zezo, Giulian. E a tua maschera di in collera? E no, Ah, e a gioia. È gioiosa, e qui non siamo mica in collera. Allora, osite, mentre voi riflettete ad altre emozioni, e vi propongo di andare a nostra gara al giornalista Lucia, che si trova in un rustino che fa parte di Agastaniccia e che ci fa vedere una cappella romanica di San Tommaso di Bastureccio, in cui dentro c'è una rappresentazione appena particolare di un burgadorio. Grrr, a te, Lucia. Cugin da Gappella, San Tommaso di Bastureccia. A 400 ci sarà in Corsica un certo Rino di Ave di Risciano, una di reggio di presenza di sebiture
in sega pelle e divigade tra a vini di l'11° secolo e a vini di l'13°. Oggi in Cismonte ferma una trentina di sedie in due buemi droit pitture a fresco. Ma chi sono queste pitture a fresco? Difatti, sono pitture murali che l'udio le appende all'estra non da una linta sempre fresca. La linta è come una basta di galcina e come Dio la fa in furia, gli tocca al pittore a disegnare un disegno preparatorio prima di bindere con pigmenti naturali. Asciugando, la linta ha da vista per sempre i pigmenti. In dell'abside troviamo sopra il Cristo in maestà, subito sotto i 4 evangelisti, più in giù i 12 apostoli. Non da un muro nord a passione di Cristo, ma a particolarità di San Tommaso e sa rappresentazione straordinaria di un purgatorio così badioli in due anime societate. Avete Francine e ti saluto. Grazie cara Lucia per questa bella scoperta d'oggi. Allora, le maschere si compie e a ci tocca a metterle in della stampadrice calla galla, ma attenti, ecco, la giava io perché chi dice calla, dice a 160 gradi, che se ci metti le mani vi puoi bruciare. Ecco qui, o metti ma cosa, o iato, o gorcio, non fa mica così con il doio, o non metti mica nel forno, Ah, attenti che si apre. Ecco. Allora, abbiamo appena suiato i Giulia. Opla. Ecco. Poi gaccia a plastica. Quella di Maxime è stata là. Guarda, piglialo. È bello, eh? È magnifico, lui. E maschere so compie, mettite là, maschere di l'emozione. Così belle. Allora, oggi mi tocca andare a Pietro e usatelo di teatro. Abbiamo appena di come a gonnello, vi dico a dopo. E non scappate mica che ci fa un nostro ritratto. A bedeci! A bene. Bon, Allez, penso Gigi. che ce l'ha. Mi, Francine. Allora, T'aspettavamo. a chi ne siete? Mi mandava io tutte queste parole, mischiaduto, radaggio, castagna, chi ne so io? Allora, Francine, abbiamo immaginato che noi siamo mentre un udisiale di Via Stella. Yeah. Dunque, abbiamo la nostra presentatrice bellissima, che è in magnifica. studio magnifica. Dopo, abbiamo la nostra giornalista di Derena, che fa un riporto da Castagna, da raccolta a Varina Castagnina, si può ripetere, e da Stronde siamo un paese di... Mischiadu. Siamo un paese di Mischiadut con due produttori di castagna, ma non c'è la mica scordarsi che in questo paese si Mischiadut. Ah, Ciocoego, queste parole bere che tutto è mischiato. Allora, come si presenta, sapete? Allora, ti spiegare. Prima c'è la presentatrice che presenta un riporto non da Derena. Cortigazera, Bonazir, Staman e Giunt. Patrick Sébastien all'aeroporto di Gambudelo e un c'era nim. Ritroviamo a Wazeren del paese di Mischiadut. Salute. Allora, un bello sorriso, sì, in paese di Mischiadut. Salute, Clara! Sono in un paese di Castagna. Vai, buon. Salute, Clara. Simo di paese di Agas. Ribia, siamo in un paese di Castagna. Simo di un paese di Agas. Serena, mi sentite? Bon, l'avevamo Ah, Serena, mi sentite? Serena, mi sentite? Bon, l'avevamo ritrovato. Staman, a Bonor, ha fatto un biscotto a cioccolata. 4 una manza di zucchero e cioccolata a buzzefla. Bene, Serena, vieni qui. Allora, monsieur Andrea, come si fa a fare... No, io faccio un'importa che... Di lui che parla così, con l'accento paesano, io faccio veramente un'importa che tu sia giornalista. Come parla? Allora, salute, monsieur Andrea, come si fa a Varina Castagnina? Salute, monsieur André. Allora, Come si fa? come si fa A Vari? a Varina Pesticina?
Allora, prima si faceva farina, dopo si faceva la gorda di castagna. Poi mu va me, come veria tu? Prima. Prima c'era ragogli e castagne e dopo si faceva farina. Ecco, ma noi mischiamo tutto. Mischia tu. Francine, mischia. Allora, prima si faceva la farina e dopo si goglie e castagne. Ma c'è impossibile che. Vai Allora, tu. te. Allora, prima. Prima si faceva farina e dopo si faceva la gorda di castagna. E Serena poi viene qui. E poi, monsieur Luca, vieni pure. Allora, e poi, Monsieur Luca, prima si faceva il bagno e dopo c'è la sicca e castagne. Prima si faceva il pane e dopo la sicca e castagne. C'è n'importa che. Prima si faceva farina e dopo si gogliano le castagne. Veramente n'importa che bello mischia tutto che mi ha dato oggi. Ma sai chi mi sono campata? Oggi anche quasi un lato ti mandiamo le castagne. Ti capisco. Ma prima ti mandiamo due castagne, andiamo a ritrovare. Fa noi che mi aspetta per cantare. A dopo. A dopo, Francine. Infatti, fanno. Bravo, si dice. Sai che da poi non so, ha bisogno di cantare da canto. E ci sono qualche problema di giustezza, mi pare, Sai, no? sono idee, Ma abbiamo lavorato abbastanza bene, non ta prima strofa, seconda, è orribile. Se tu vuoi dire, mu senti. E io volevo presente lì. Allora, se ti senti, sciacca di anche una voce. Se mi sento. Oggi Ande. te cantiamo, lì. Oh, Così bella donna venuta riposa, nuda sotto le mie fronde, e la mia ombra bagna e la dolce carezza, e sentesa rinfresca. allora, oggi fate bien un dono. Fu così che l'amore entrò in luminoso giù Di boi u castagno e per la sua maestà. l'angeli tutti Si sono messi a ciucciolare orribile. e la dea di l'amore E con ella la mia vita voglio fare. se non passa la fiamma io gli fa onore e per me studio mi troverà. Allora, sai ciò che volerebbe io? Gli dimmi. E ti sente, a oggi è di Gabriele Antò. Ah. Che mi pare lui non cantessi proprio giusto. Gabriele Anto, mi puoi cantare? A guardare, trova, per piacere. Allez, a te. 3, 4, Soli chi piombava a portare verso me e i sori conoscente i lusco ciusantia a sope elettricità e l'uso con la piccia. E tu come lo cantava? Canta proprio, ma tutti cantate, Boh. E poi che bella storia. Che bella storia. Oggi chi sapete non il gruppo? Qual è che ha composto questa canzone? e il gruppo Tawagna. È un gruppo da È Vagna. un bello gruppo. Un bello gruppo che ha un ruolo assai importante in questa regione. Gli facciano assai a fare il bel Gli- rugione. E poi, Quando è che ha cominciato a cantare? Per un riacquisto. Per il è riacquisto. un bello periodo, Ne sanno a fare. Bon, ora ti propongo di cantare la zona. Gli, Posto che ti conosci anche tu. a penuccia, gli. Allez. Oh, Così bella donna venuta riposa, nuda sotto le mie fronde e la mia ombra bagna e la dolce carezza e sentesa rinfresca. Fu così che l'amore entrò in luminoso giù di boe un castagno. Se non passa la fiamma, io fa onore e ben vestito mi troverà. Il sole che impiumbava portava verso me e li sono riconoscente illuso giusentia a sapere drizzina e l'uso core picchia. Eccoci.
Allora, sai che a tutti i nostri telescopi e che per oggi a Vabriguccia ha visto basta si deli tremandi con Bogge e veramente un'arte tremenda. Yeah. Ma è compia e voglio ringraziare a maestra Agnès Giovanai per il aiuto e Osidi, sapete, è giunto un momento non da piace un nostro ritratto con gli amici che ci aspettano, Pedro e tutti gli amici dell'arte plastica. Allora, venite con noi, andiamo a ritrattare. Allora, belli sorrisi che è ora di va usare il fi.